accompagneranno per tutta la strada. Il visconte Medardo aveva appreso che in quei paesi il volo delle cicogne è segno di fortuna e voleva mostrarsi lieto di vederle, ma dove ci sono cadaveri, le cicogne, i fenicotteri e le gru hanno sostituito i corvi e gli avvoltoi. Mio zio era allora nella prima giovinezza, l'età in cui i sentimenti stanno tutti in uno slancio confuso. Sentiva il sangue di quella terra crudele, sparso per 1000 rivi sulla terra, giungere fino a lui e se ne lasciava lambire senza provare accanimento né pietà. Guardava lontano, alla nuvola che si avvicinava all'orizzonte. A spada sguainata si trovò d'improvviso a galoppare per la piana, gli occhi allo stendardo imperiale che spariva e riappariva tra il fumo, mentre le cannonate amiche ruotavano nel cielo sopra il suo capo. Nulla piace agli uomini quanto avere dei nemici e vedere se sono proprio come ci si immagina. Medardo cominciò a uscire dal castello. Una mattina furono trovate le porte spalancate e le stanze deserte. Una squadra di servi fu mandata per la campagna a seguire le tracce del visconte.